Ogni tanto qualcuno si chiede il perché di Michele Katana. Buongiorno Italia. Oggi sono riuscito a fare una cosa molto figa, ossia convincerli adesso a fare un bel giro a piedi e mi dispiace averti fatto un po' delle riprese un po' svogliate ieri, ma sono stato un po' indisposto perché ho preso freddo, ho mangiato troppo. C'erano anche dei camper molto particolari, un VAS, una Z System, mi avevano invitato anche per fare dei video eccetera, però non niente. E c'erano 3 full timer, in cui due dovrebbero esserci ancora, però niente, dai, non avevo voglia perché devo fare i video contro voglia. Quindi anche adesso che andiamo avanti vediamo, quando voglia di fare una clip la faccio, quando voglia di parlare parlo, o se no basta, insomma, Eco Italia non è un mistero. Mentre questo è l'abbigliamento di Ezio di prima mattina. Siamo prontissimi a partire e quindi denotiamo le organizzazioni per imparare sempre un po' dagli altri. Olfo, col zainetto come un boccia di scuola, tutto contento che va a fare la sua seconda elementare. Michele Katana, senza katana, però con delle scarpe giovanili, quindi dai, va bene così. Vieni anche a te a fare il giro. Ah, avevo dedotto una roba del genere. Avevo sentito da come non si staccava dalla sedia l'hai dedotto. Fabio col marsupio. Aspetta, e singano un po' detto? I mega borsoni con dentro tutta la drone, macchine fotografiche, del tutto, del più acqua, sotto a PCP ovviamente, il CP che però lo porta Giovanni. Il Giovanni stile Happy Days. Thomas e consorte stile casual. No, adesso vesti un fiato a maratona tipo Alessia, scarpe a ginnastica e braghe qui da coso, sì. Boh, i teenager in due ci siamo tutti, solo chiamiamo Davide quello del gatto. Guarda che malfidenti, noi a cercare Andrea del T4 e gli era già pronto a mezz'ora, gli era già in strada prima di tutti. Venite anche voi che facciamo assembramento. Dai, beh, passo d'uomo però. Cosa? Tu a dir parolacce? No, ho detto che sono quasi perché sono delle suocere. I walk the borderlines. I like the way it makes me feel something. Ovviamente io sto solo esplorando, non so minimamente dove e come stiamo andando, però volevo farti notare che ritornando via c'è un cartello che ti dice pista cicloturistica e tu sai che io adesso sono diventato un cicloturistico e quindi bisogna girare da qua. You'll never comprehend duality. Beh, vedi ragazzi, stavo spiegando a Thomas che parlavamo con Fabio e Thomas, no, dell'utilizzo delle GoPro e macchine fotografiche, che è venuto fuori spesso sto discorso anche con gli altri full timer e abbiamo concordato tutti, compresi gli altri youtuber full timer, sammi come che te voglia, che se vuoi divertirti bisogna per forza fare i video alla cazzo con una GoPro, se vuoi divertirti. Se invece vuoi apparire, fare un video bello, allora là che vuoi l'attrezzatura, inquadrature, cicicocò. Tipo stavano dicendo adesso qua così ti pare che io tiro fuori la macchinetta, guarda la GoPro, guarda che video stabilizzato, ok, a qualità e l'audio saranno quel che saranno. Pieno di culo ragazzi. Ah, Fabio lo vende se qualcuno interessa. So che sta come bici con le borse è comoda, beh, ma guarda qua, la tiro l'appoggio con una mano, lei va avanti, in più mi porto, vedi, tutti i miei ambaradam. No, è che è una genialata Italia, mi ho detto, il camper senza bici per me non esiste, l'ho detto milioni di volte fin dall'inizio del canale. Vedi, quando dico sempre che in realtà siamo tutti schiavi, me compreso, no? Questo perché, appoggiandoci anche al testo di Freud, Totem e Tabù, ci sono degli individui che sono particolarmente condizionabili e non lo sanno dalla società. E poi vabbè, il discorso andava avanti specificando che queste persone condizionabili erano anche quelle potenzialmente ipnotizzabili, ok? Ma questo per dire cosa? Perché Fabio prima ha detto che deve fare ancora la colorazione e io che sono condizionabile no, e mi ha messo fame. Adesso ho fame. Ora devi scegliere che ascoltare, o la natura che ti parla delle interpretazioni dei colori e delle luci e dei movimenti, ok? O De Fabio e Thomas chi parla di matricolazioni dei camper fatti in Germania. Io la faccio sempre stare qua. È enorme sto campeggio abbandonato, veramente.
Sì, questa è la parte probabilmente dove si mettono con le tende, perché Con le vedo tende, sì. tutti i numeri, ma è abbastanza impervio, diciamo. Sì, sì, come quello bellissimo che ti consiglio, sul lago Boizinsko Jezero, nel Triglav in Slovenia. Ci sono andato 3-4 volte, veramente una figata. Siccome mi avevano dato anche la multa quella volta in Slovenia per il parcheggio, sono entrato abusivamente nel campeggio, così ho detto manco go da recuperare, insomma. Ma chi se lamenta? Assolutamente. La domanda mia di Giovanni era: ma 1234 piazzole è possibile? Di un campeggio? Un po' troppe? Ah, era 1231? Via Corridone. Ma dai, cazzo! No, non sono Ma che sei? Era per tutte quelle ostesse San Giovanni e Cinisello del Cotito. Tu dappertutto, tutti qua a Rosolina. Che bello, tutti chi parla male dice ma aspetta, non è chissà che c'è, però tutti qua siamo, Singano compreso. Ecco, arrivati alla pineta, praticamente tutti hanno detto mi torno indietro, che tradotto nella lingua volgare italiana significa io rinuncio, io getto la straccia, io getto la spugna e torno indietro. Beh, l'importante è che era un posto nuovo, non tanto, sai. No? No, però... Buffi così. No, no, beh bello. sì, no, beh sì. Magari ci sono tante cose. In Sì, generale. tante perché sì, in generale sì, dai, perché c'è tante cose a vedere, la parcheggio è torre, abbastanza libero comunque. sì, tanti camper, poi il coso là abbandonato mi è piaciuto tanto. Più adesso vediamo un po' anche il centro. La torre sopra. Sì. E dai, devo dire di sì. Alternativa, dai. Sì, è che parto sempre critico perché ho guardato 4 ristoranti qua a Alessia e quindi qui mi domanda una roba, parto sempre critico con pochi gettoni. Ecco, questo è in GoPro il centro di Rosolina, hai visto? Ti abbiamo portato anche in centro a fare le robe da VIP. Ah. Ragazzo, ora faremo la mia scena preferita. Allora praticamente entriamo con la mascherina nel bar, no? Ti conto che Singano si è alto 1,70 m e dopodiché quando ci sediamo giù possiamo toglierla, hai capito? Perché il coronavirus viaggia su chi 40 schede di differenza. No, quella. Sì, amore mio, bella fica, amore mio fico. Ecco, bellissimo. Il momento che tanto attendevo, attenzione, mi siedo, occhio, ecco. Ecco qua. Crocchetta. Hai sentito un cane stanco della vita? Amore? Ma no, dai. No, dai, ma guarda anche tutti gli altri, cioè veramente... Siamo arrivati prima noi, scusi. L'adoro sta roba, mi piace un casino, guarda che bello. Fantastica, veramente fantastica sta storia. È la cosa che mi piace di più di andare nei bar a fare sta roba. Perfetta, grande Marco. Linguaggio non con parole. Com'è Emi? È buono il tuo? Sono arrivati anche gli associali e adesso praticamente mezzo bar è dello staff. È vero. Dove sono io no. No, mi collego al discorso che ha fatto Giovanni e Marco, che qui a differenza di Jesolo e tantissimi altri posti dove disboscano a 1000, costruiscono solo condomini e asfaltature ovunque, è pieno di pini e boschi ovunque, quindi è molto piacevole, oltre che ombreggiato e fresco ovviamente d'estate. Saluta che ci riaggreghiamo dopo. Vedi il bello che comunque ogni volta che ci troviamo c'è comunque massima libertà, della serie 2-3 vanno di qua, altri 4 vanno da quest'altra parte, quindi uno non è costretto a seguire nessuna tappa e nessuna cosa, questo effettivamente è vero. Bello questo, vedi, collegandoci ai miei discorsi sui murales, qua bisognerebbe pagarli, bisognerebbe fornirgli i colori e ringraziarli, no, per queste opere d'arte che condividono, mentre a quelli che fanno i spiegazzi severe punizioni anali. Ah, guarda, abbiamo anche l'alimentari, praticamente dal centro di Rosolina in direzione mare, ok? C'è sto parcheggio dove adesso vedrai tutti i camper e l'alimentari. Area picnic, tanti camper qua. In ogni caso, a pagamento o non pagamento, ci sono altri 2 parcheggi grandi per i camper. Sì, andiamo a vedere questo. Questo è quello libero. O andiamo... È quello libero? Mi sa tanto di... che vengono a ciularti dentro in camper qua, non lo so, a naso così. Questo è decente, capito? No, come non detto, è a pagamento. Sì, no, decente, guarda, è vista mare. Guarda camper anche qua, porca miseria ragazzi. Boia! Scende la pioggia fino a Chioggia. Io opterei per metterci sotto i portici là, perché tanto vedi che sta passando. Ci vedi che bello tutti sotto i portici. Dopo diamo fuoco anche a qualche copertone per scaldarci. Le puntine del mondo, esplorazione di cose abbandonate. Oggi abbiamo il frigo abbandonato. Cioè, è buoni tutti a visitare case. Hai avuto un bel frigo abbandonato? Guarda.
Cosa che te va a fare? Manica del cuisine, non è che... Vabbè, non puoi fare un aperitivo ogni 10 minuti, insomma. Del dubbio non vai a fare l'aperitivo. Ma che bello! Uno l'ha fatto con i pezzi di latta, perché magari i pampini nuovi, quelli che hanno fatto ultimamente, no? Perché con i discorsi lockdown, non che passi il tempo di attaccare a farfioli, non sanno, no? Che erano sti personaggi. Allora, c'era il leone, quello fifone. Il coso, come si chiama? Il robot che però aveva il cappello di imbuto, no? Che gli mancava il cuore, poi la bambina e il spaventapasseri. Sì, con gli accendini, eccezionale, bello. Guarda, Wolfo è anche innamorato, qua incantava a mezz'ora. Guarda, vari salvagenti una volta. Qui li aveva Menono sui Mosconi una volta. I Mosconi magari non tutti sanno, Mosconi sarebbero i pedalò da noi, a parte Veneto e il nord-est. Che bei ricordi. Volevo inoltre farti rivivere un attimo i ricordi degli anni 80. Tutti così su un colpo, guarda quanti ricordi. Aspetta che ti specifico, dal 1° aprile è a pagamento il parcheggio, quello là proprio fronte spiaggia. No ragazzi, tanto piacevole come fine settimana. È carina questa cosa perché qui hanno messo, vedi, le panchine. Sì, le panchine qua che così mentre mangi guardi la gente che parcheggia, i vecchi che sfrizionano. Più spazi Sì, di ovvio. Eraclea Mare qua. Sì. Allora, per farti l'idea, ragazzi, abbiamo un attimo constatato così a tatto che qua la situazione è un po' come a Eraclea Mare, solo che ovviamente come spazi, hai visto, è molto più grande di Eraclea Mare. Cioè i boschi qua sono boschi, porco cane. Cos'è che non ti fa paura, Wolfo? Mi fa paura, l'avventura. È tipo come i Boy Scout, no? Quando io andavo, mi manca il foulard rosso. È vero? Perché non te ga il fularino? Infatti, Dai, prossima volta. i curdi. Ma sì. Zaino E sì là, con zainetto, scarpette a ginnastica, ti fa tanto tenerezza, ti pari i tosatei, quindi al gresto, no? I mangitano. Ma senza fularino mi casca il palco. Sì, abbiamo tagliato di brutto, siamo risbucati nel campeggio abbandonato. Era ovvio che era Via. così. Bene. Sì, Eternità 1000, effettivamente sì. Ho portato anche la bottiglia dell'acqua, non ho bevuto niente, c'è giusto così per far peso. Sì. Marco ha detto che va a farsi un tuffo, effettivamente quasi estate, sta molto bene, avremo 26 gradi, quanti ne avremo? Sì? Sì. Dai, ritorniamo alla base. C'è un vassoio anche di salami, coltelli lì. Indomandami perché sono obeso. Oro Singano, noi pietà. Questo è l'aperitivo, perché dopo arriva i primi e arriva i secondi. E io sono già a capo con l'aperitivo, cioè, non so, sto parò. Ridendo e scherzando, ho preso più di 20 kg, Cioè uno non può dormire tranquillo che ti spiano dalla finestra. Porca troia! No, aveva ragione a dire però che brutta gente che ho trovato. Cioè, poretto, uno è là che dorme tranquillo. Io invece chiedo pietà perché siamo ancora alle plurale pastasciutte. Gradisce? La metà di quello che hai dato a lui. C'hai belle porzioni lui? Basta. Tutto buono. Ma mangiare l'aglio, olio e peperoncino fatto da Michele Catana, che sei calabrese, te puoi immaginare se peperoncino con pasta asciutta? Dimmi Stella. Vi abbiamo abbandonato senza il cibo, poverini, senza cibo. Come fate senza cibo? Senza cibo? Vorresti ancora cibo? Lo so, te il CP col cibo siete una roba unica. No, ma io vorrei approfittare per condividere con tutti voi questa massima di Ezio. Meglio con il sole, baciati dal sole che anacquati dal temporale. Era catalano, dai. Sì, lei proprio... cane, stai vivendo la tua budità così tranquillamente? E il tuo padrone lì che fa con altri cani e te proprio... Non gliene può fregare di meno lei. Vedi, bisogna imparare da questo cane. E tra l'altro questo cane, questo CP, cane piccolo, si chiama Amy, anche questo. Però, come forse puoi leggere dall'etichetta, no? Con la E, non con la A.
Non so che ore sono, so che è passato tantissimo tempo, stiamo ancora mangiando e mi sento sempre più largo. Però ancora che sto dentro il monitorino, perché la Sony ha tipo un tris, no? Ok, che si chiama le linee della regola dei terzi. E io sono ancora dentro un terzo, vedi la mia faccia ci sta dentro un terzo di monitor, quindi posso ingrassare ancora il triplo, dopodiché no, finisco il monitor. E saluta i nostri amici da Brescia, ciao amici da Brescia, ci vediamo! Ehi là, senti, potenza, senti che roba, un po' sì. Non rubare le macchine in sosta, ho detto a tua mamma non lo facevi più. Non si fa? No! Ah. My life, but I don't fit into reality. Si dice C'è Andrea l'esperto di Osei ne conta, aspetta. il frattino fa il nido sulla frattino. sabbia, fa le uova sulla sabbia. No, il frattino, quella beve al cioccolato. No, C'è un altro? l'uccello piccolo. Ah, hai capito? Attenzione! Uccello piccolo in via di estinzione? No, bisogna stare attenti invece, bisogna avere rispetto anche per Beh, quello. rispetto, non è che cammina per terra e si oppista. Sì, perché lui fa il nido, praticamente le uova le fa al colore della sabbia, sulla sabbia, e bisogna un attimo stare attenti dove chi è, perché Be a label, even when you tell me I'm unstable. Even when you tell me I'm unstable. You took my crutches, so. Ha preso la rincorsa! Se no, se andiamo troppo piano ci infossiamo. Allora, noi siamo con le ruote lisce, lui ha le ruote tapponate, in più ha preso più rincorsa. Prendendo più rincorsa gli dai meno accelerazione, quindi meno scavatura, meno sgommata e meno peso che schiaccia. Quanta roba che abbiamo in Veneto, ragazzo, non hai neanche idea, perché non ce l'ho neanche io. Ogni volta una scoperta nuova. No, guarda, che c'è anche la tenda degli indiani, guarda che bello, guarda che altro che i campi rom e fermo noi altri, guarda qua. Isola d'Elba? l'isola dell'amore è più giù. È l'isola di Amona? Sì, amore. Ah, guarda che Sì. con calma, guarda. Tu. Sì, loro, sì, no, giù no, non è. Sì, e lori? No, trasole più stempiale più vecchio. You say I'm living my life away, with my senses on high. You say this is time I can't replace. I should embrace the right, but I will never be. Comunque non guardare i culi, perché dopo tua moglie arriva da dietro e vede che tu stai guardando su YouTube le puntine dei culi praticamente ormai e si incassa. E dopo non ti ha da pipa un altro mese, quindi insomma. This brought me in my selfish. Oh, quanti camper che abbiamo visto oggi! Tanti. Pazzesco! Tanti, sì. Mamma mia, pi camper, che macchine fronfiate! Devo fare un ringraziamento a Michele Catana, mi ha prestato sta bici qua, senza freni, ma ottima, soprattutto per suicidarsi. Ma sì, guarda che simpatiche, guarda che robe, porfia le casette dei gnometi, guarda che belle, che simpatiche in pietra, con questo effetto legno, no? In realtà se il mattone marron scuro. Qua nel villaggio dei Puffi, puffade qua, puffade là. Guarda che bel monumento qua in centro, guarda che roba. E Andrea del T4, Lupe dai senza fretta. Aspetta, ripetila. Com'era? Quando siamo arrivati abbiamo visto tutte le bottiglie sotto il camper e ho detto sono loro. You tell me I'm unstable. This brought me in my selfish crime. Eccolo! Vai Figari!
No, bravo Alessio! Bravo! Si passa da parte a parte. No, da parte a parte no, ma No, siete già una Se prende l'osso no, ma se prende pelle sì, Come sei pelle da punta o Passa, tondo? passa dalla lattina. Punta anche. No, questo È a punta. Sì, no, ma vanno a incapretarsi sti qua. Ma che ne so, uno più Ma sì, ubriaco sto del... Sono proprio scomodo ragazzi. Devo una poltrona? Aia! Aia! Se ne sbaglia adesso che fuori che ha. Faccio il camper. Il Kentucky. Perché serve il mio? Perché... L'hai messo i coglioni?